Questo servizio è offerto da FDL Studio, siti internet per la tua azienda. Questa sera il Cinema Teatro Bellini di Montagnana ospiterà Silvana Fallisi e Alfredo Collina, che presenteranno il loro spettacolo Era Ora. Silvana Fallisi è nota al grande pubblico per aver partecipato a tantissimi film di Aldo, Giovanni e Giacomo, mentre Alfredo Collina è da tantissimo tempo impegnato nel mondo teatrale, nel mondo del cabaret, con Zelig e con tantissime altre situazioni note al grande pubblico grazie alle trasmissioni televisive. Quest'anno hanno deciso di presentare insieme questo spettacolo che narra di due persone che in una circostanza molto particolare, in un bagno, si conosceranno. La sala è strapiena di gente, questo è un segno dell'importanza che ha il teatro anche nel nostro paese e nella nostra comunità. E adesso direi proprio che dopo tante parole è il caso di entrare e di andare a vedere lo spettacolo. Andiamo. Siamo con Silvana e con Alfredo, abbiamo appena finito di vedere il vostro spettacolo. Come lo descrivereste? Domande intellettuali dopo una serata così, cioè uno spettacolo credo divertente e senza... Poi stasera molto particolare, però credo anche uno spettacolo, speriamo faccia un po' riflettere, insomma, visto che il viaggio immaginario di quest'uomo che alla fine è molto solo, che è costretto a chiudersi in un bagno per riuscire a comunicare, riesce a comunicare, ma si fa un film e alla fine ancora si ritrova solo. Nelle grandi città soprattutto ci incontriamo, velocemente corriamo ma non ci fermiamo mai, quindi alla fine siamo molto soli, quindi spero che questo messaggio un po' arrivi anche. Condivido, perché se ci fermassimo davvero ogni tanto, no? Chiunque può essere interessante come individuo, no? Anche uno come lui. Per dire. Anche i pinguini tra l'altro. Mi ripeti come facevano? Facevano Okay. rimane impresso. E questa sera, tra l'altro, il bello del teatro è anche quello di ritrovarsi ad avere delle situazioni particolari come quelle di questa sera. Volevo dire, domani siamo a Savignano. Magari succedessero sempre, in verità sono già successe, tipo la scenografia non reggeva una volta, mi si slacciavano delle cose, ne andava per conto suo in un teatro con una bella discesa, tutte cose che non avevamo previsto e che devo dire diventano importantissimi, fino a che poi ha perso anche una scappa Cenerentolo ed è stato divertentissimo, vero Alfredo? Si è aperta una suola un giorno e io camminavo con sta suola, Ulteriormente pinguino. Pinguinissimo lì, io ero pinguinissimo. Assolutamente. Qual è la forza del teatro nel mondo di oggi? È un grandissimo mezzo di comunicazione, come sempre, no? In un momento in cui il comunicare è così veloce, in cui siamo invasati dalla televisione, ahimè, il teatro è ancora un momento di aggregazione, di ritrovo, dove poi oltretutto si impara a condividere, non a dividere, no? In un mondo di prevaricazione dove tutti devono riuscire a vincere, a essere numeri uno, il teatro insegna a stare insieme anche, credo, insomma. Spero. Condivido sempre, questa sera tutto e aggiungerei che è vero, è proprio vero, vedi? Quello che succede è vero, non puoi scappare. E il mondo della televisione e del cinema invece? È interessante, ma segue proprio altri binari, non si incontrano tantissimo, vero? Sono proprio... vabbè, si incontrano, puoi farlo, certo. Però io lo amo molto, io amo il teatro più di ogni altra cosa. Sì. E tu? Anch'io. Peccato che non si guadagna un cazzo, questa puoi tagliarla. No, non è vero, è ovvio. Mettiamo un bip del pinguino. Sì, dai, okay. No, scusa, a parte questo è certo, è un amore grandissimo che noi condividiamo ma da tantissimi anni. Purtroppo è vero, adesso si fa sempre più fatica ad andare a teatro. Colgo l'occasione per fare veramente tanti complimenti ai ragazzi qui che ci hanno accolto oggi, all'amministrazione. No, a queste realtà dove veramente la gente va a teatro, quindi questo è meraviglioso, vedere i teatri così. Sembri... E chi è che ti ha attaccato il cuoricino? Altro che innamorato, vado via, non cammino più io, stasera sono... Oh. Sì, e poi siamo un trio ormai, quindi...
Ascolta, No, è vero, però complimenti a queste realtà, riescono a lavorare bene, a portare la gente a teatro. Se tanta gente viene è frutto di un lavoro di anni. Il teatro è ancora un meccanismo dove bisogna insistere, bisogna rischiare e dire facciamo un lavoro, alla fine i risultati arrivano. Silvana, tu hai abitato per parecchi anni a Padova, giusto? E ho anche partorito a Padova. Quindi, ascolta Silvana, Montagnana la conoscevi già? Io sono convinta di esserci stata, però non capisco perché, o avevo degli scopi strani, fidanzatini, ecco qualcosa, non lo so, perché mi chiedo perché sono venuta. Per il prosciutto? Per le mura? Ma un amore no? Per il teatro? Per il teatro, non mi ricordo, però è bellissima. Quando ho riconosciuto le mura. Sì, Montagnana ci sono stata. Tu antenato nel 300 che è venuto qua, le mura del castello. Non condivido. Non condividi, brava Silvia, brava. E invece per te è la prima volta che vieni È qui? la prima volta in assoluto, sì, assolutamente. Cosa ti sembra? No comment. No, ho visto il teatro, la gente, meraviglioso, veramente. Tornerai a vederla magari? Sì, torno, guarda, chiedo la residenza qua domani. Addirittura? Guarda, certo. Ok. No, a Saeto, che ho pronunciato anche bene. Abbastanza. Abbastanza, dai. Bene. No. Se volessimo dare un messaggio a tutti quelli che ci vedono sull'importanza dell'andare al teatro, Sì. che cosa? È cultura il teatro, a teatro si impara, si vedono delle storie, si vede la vita. Il teatro secondo me non è altro che rappresentazione di vita sul palcoscenico. Certo, Quindi... c'è l'attore che si perde, per esempio, si perde e il pezzo dura 10 minuti in più, per esempio. Quello è vero, certo. Bene. Ciao Saeto, ciao. Ciao, buon anno! No, ciao Pianura News e grazie di questa opportunità, di queste interviste. Anche questa serata è passata e siamo tutti quanti un po' più ricchi dopo aver assistito a uno spettacolo che comunque ci ha fatto riflettere. Dobbiamo ringraziare Alfredo e Silvana per la loro gentilezza e disponibilità e dobbiamo anche ringraziare il Cinema Teatro Bellini di Montagnana che sta portando avanti questa sua importante iniziativa culturale e sta dando anche delle importanti soddisfazioni ai cittadini. Prossimo appuntamento sabato 29 di gennaio con Angela Finocchiaro, sempre qui a Montagnana, sempre qui al Cinema Teatro Bellini.